un termoscanner all'ingresso per controllare le temperature, sanificazioni per ogni aula adibita a colloquio e un sistema di percorsi che non produca interferenze con un accesso e uscite diverse. Istituto Duca degli Abruzzi di Treviso, nel giorno in cui si riuniscono le commissioni, unico membro esterno il presidente, si mettono alla prova strumenti e procedure con cui da mercoledì, data di inizio degli esami di maturità, avranno a che fare anche gli studenti. Maturità che resterà impressa nella mente non solo dei ragazzi ma anche dei docenti, questa del 2020. Ci si ritrova tutti insieme a 4 mesi dallo stop delle lezioni in classe e dopo l'esperienza tutta nuova della didattica a distanza. Ingresso con la mascherina, misurazione elettronica della temperatura e dove non si può mantenere le distanze di sicurezza, barriere in plexiglass. L'aula con le barriere in plexiglass siamo stati un po' obbligati perché la riunione di plenaria prevede un numero di persone tra le 12 e le 13 persone, per cui è necessario garantire la totale sicurezza. Ogni istituto si organizza in base ai propri spazi, ferme restando le linee dettate da governo, regione e INAIL, ma al di là delle norme si è voluta garantire ai maturandi la possibilità di fare di persona l'esperienza umana, non solo scolastica, di quello che è un rito di passaggio generazionale. L'esame in presenza quest'anno, in un momento nel quale sì, l'Italia sta riaprendo ma con molte cautele, è una grande scommessa. Direi che è una scommessa anche di tenuta psicologica in primo luogo, di organizzazione delle scuole e credo che sia anche un po' predittivo sulla ripresa di settembre. Vediamo un pochino come funziona, come sta andando, ma noi ci auguriamo che vada tutto bene perché i ragazzi se lo meritano.